Padovano, sentiamo un po' le loro risposte. Avevo l'idea di fare fisioterapia. Fisioterapia sui banchi di scuola, ma non solo, anche incontri con le forze dell'ordine o con esperti psicologi. Così molti studenti dell'Istituto Barbarigo si sono messi alla prova per capire i loro sogni, per pensare al futuro. Il mio sogno è sicuramente proseguire con i miei studi e visto che sono una giocatrice abbastanza brava di golf, vorrei continuare con questa passione. Mi piacerebbe fare la psicologa. Lo sto ancora cercando. C'è tempo per decidere. Sì. È la giornata di autogestione organizzata dai ragazzi dell'Istituto Paritario di Padova. Amo chiamarla giornata culturale autogestita, loro tagliano autogestione e il concetto è che organizzano 10 gruppi di attività, di impegno, di approfondimento con ospiti esterni. Spazio alla libertà e alla creatività anche degli studenti. Insomma. Sì, e anche a cominciare a prendere responsabilità delle cose. Una scuola dalla storia importante, legata ai valori della diocesi. Diversa l'offerta formativa, si parte dalle scuole medie. Si chiama scuola secondaria di primo grado, perché i nomi hanno la loro ufficialità, per tutti sono le scuole medie. Noi abbiamo una scuola media antica, stagionata, ma sempre viva, con insegnanti nuovi anche quest'anno. Noi abbiamo il liceo classico, il liceo scientifico, il prossimo anno apriremo anche opzione scienze applicate, c'è una parte di liceo musicale che va a esaurimento purtroppo e c'è anche istituto tecnico economico, l'ex ragioneria. C'è chi sogna di diventare carabiniere, chi di entrare nella cucina di un grande ristorante, un istituto che dialoga con le realtà vive della città e della regione, coglie le occasioni di incontro e scambio con le esperienze che possono parlare ai giovani. I ragazzi tra i banchi di scuola diventano protagonisti, veicoli di veri valori cattolici. Chi viene qui trova con certezza una cura, un'attenzione alla persona che è il nostro impegno primo. Ogni famiglia che ha questo desiderio, cioè di avere i figli al Barbarigo, può parlare con me, con i responsabili amministrativi e trovare una soluzione. Ci teniamo che la scuola della diocesi sia aperta a tutti anche sotto questo aspetto. Domenica 25 gennaio ci sarà l'Open Day alla scuola Barbarigo. Dalle 11 alle 12:30 e dalle 15 alle 16:30 porte aperte all'Istituto Barbarigo in via Rogati 17 in centro a Padova. Sarà possibile conoscere da vicino la scuola, i suoi laboratori, incontrando i professori, gli alunni e gli ex studenti.